Allora, questa è una storia che parte dal 76 e arriva al 2013. È una storia di poesia e di pittura, quindi dagli anni dell'infanzia, dell'adolescenza, fino ad arrivare ai giorni nostri. Problematiche che sono soprattutto per fare, quindi fare, a guardare dei dati sociali che spesso vengono visti da lontano. Abitando a Bologna ormai da 34 anni, diciamo che certe situazioni le tocchi con mano o le vivi o ti sfiorano, in ogni caso è una situazione di non indifferenza. La pittura e la scrittura per me è una forma espressiva, due forme espressive di cui riesco a farne a meno, poi diventa un modo per rifugiarsi, cioè è il vitale, non è solo il pane o l'acqua, ma il vitale è anche una forma di cultura che aiuti ad incontrare anziani come nel mio lavoro, giovani, e anche una sinistra che delle volte non riesci a capire bene dove voglia andare. Quindi ci sono poesie all'interno del libro che toccano la politica, il sociale, l'intimo, situazioni di donne contro il femminicidio, la violenza. Ed è importante che ne parliamo, questo è la cosa che secondo me è fondamentale per riuscire a cambiare le cose, perché altrimenti se rimaniamo chiusi nel guscio delle nostre case non si riesce a capire veramente che cosa dobbiamo fare, quindi anche avere contatti con le istituzioni come i sindaci, come gli assessori, come gente che è, diciamo, fra virgolette, eletta, che deve assolutamente venire a contatto con noi e con il popolo, perché senza il popolo non si va avanti, senza un sindacato non si va avanti, senza il lavoro non si va avanti, ma soprattutto senza i contatti sociali, quindi il contatto sociale che diventa contatto umano per poterlo migliorare chiaramente. Appunto, come dicevo, dal 76 al 2013. Sono stati 2 mesi di duro lavoro fianco a fianco ad una direttrice di una rivista di Bologna, Giuseppina Rossito, ma quello che mi ha spronato a continuare e a farlo sono state le varie antologie, come ad esempio quelle dell'8 marzo con Pietro Santoro di Galatina. Ed è stata un'esperienza che mi ha spinta comunque a tirar fuori dal cassetto la mia creatività poi alla fine, perché sono soprattutto presa da una creatività che non finisce mai, e per quello avevo bisogno di fermare il tempo, i miei 50 anni. Spero che vediate il libro e che vi piaccia, perché è soprattutto per amatori, perché all'interno ci sono foto di pittura, di disegni, e fermare il tempo è importante per non perdersi e non perdere le nostre cose, le nostre ambizioni oppure i nostri sogni, e vedere quello che la gente può fare rispetto a noi, rispetto agli artisti, rispetto alla cultura, perché non ne possiamo fare a meno, e questo è un dato di fatto, non si riesce a cambiare, è un dato di fatto. Quindi delle opportunità come questa di Galatina, che accoglie ed è aperta, risponde a quello che è la cultura, è importante, e partire anche dalle mie origini, perché sono nata qui e finalmente sono riuscita
a dare il meglio probabilmente di me stessa. Ci ho provato, essere già qui è importante.